Dove mi porta lo style? Dove mi porta l'urban chic? Arrivo, sì. Ma soprattutto, come accompagna a casa? Sta 101 non passa mai. Oggi parleremo di un indumento che non conosce declino, che si è fatto strada tra le tendenze del momento, riuscendo a sfidare le regole dell'alta moda. Stiamo parlando Rufusò. Ma chi ne sa, c'ho che fare? Panata va bene, ciao. Il primissimo uso dei fusò è da attribuire ai soldati che lo indossavano in guerra sotto la divisa. Per la sua straordinaria forma di adattamento al corpo umano, il fusò infatti è l'ideale per essere indossato sotto i pantaloni e tenere più a caldo i gioielli di famiglia. Cose importanti. Il vero successo però i fusò lo conobbero nel campo della moda femminile. Infatti le donne ben presto si sbizzarrirono con diverse combinazioni. Così sportivo, così sexy, così un si può tagliare. Dai, il décolleté è vissuta come è. Dapprima usato come abbigliamento sportivo, il fusò diventa indumento di tendenza a partire dagli anni '80. In quel periodo spopolò in colori decisamente eccentrici e in fantasie indubbiamente particolari. Ma un ci cadeva faccia in terra. Ma tra i colori del fusò ce n'è uno che batte tutti, per inventiva, originalità, coraggio, u color carne. Talè, un pare capostano ora? Ma chi ci riro? Vabbè. Non solo nei colori, ma anche nella sua diversità di tessuto, il fusò cambia il suo carattere. In cotone, accogliente. In licra, affascinante. In poliestere, strudosietto. Ah dai, stamattina che mi gratto. Mi stanno crescendo i papolona. La sua caratteristica avvolgente a volte lo rende particolarmente invadente. Il fusò, infatti, spesso si insirracchia lì, proprio dove non te lo aspetti, dando così vita ad una situazione spiacevole conosciuta come lo zoccolo di cammello. I fusò da sempre sono contenitori magici, contengono segreti, contengono ambizioni, contengono pura cellulite. Occhio però, che così si vedono tutte cose. Di questo fantastico indumento è importantissimo sceglierne la misura, in quanto se indossato troppo stretto si sdillabra, lasciando intravedere tutte cose. Talè, ma Rufusò chi n'arrissò? Molti sono convinti che i fusò siano spariti dalla circolazione, dimenticati. In realtà si sono solo evoluti. Sui leggings, iddisso, talè, i sissi, chiamalo come vuoi, sempre cocuzza. Per alcuni sarà scomodo, per altri un po' invadente, ma ti dirò, io mi faccio un altro giro chi fusò.